Allora, Hot Corner a Venezia non poteva concludersi senza Beatrice Fiorentino. Ormai è Come un stai? appuntamento, molto bene, cioè, grazie. Il punto sulla settimana della critica devi venirla a fare ogni anno. Assolutamente sì. Allora, da dove cominciamo? Che anno è stato? Possiamo fare un primo bilancio, anche Certo. senza i premi, anche senza che poi alla fine Infatti contano, no? Ah, Fino a un certo relativamente, punto, sì. infatti, anche perché per me sono tutti figlietti, Esatto, quindi sono tutti premiati allo stesso livello. Esattamente, guarda, noi siamo entusiasti perché mi sembra che davvero di anno in anno il pubblico giovane sia quello che risponde meglio alla nostra proposta, che in fondo è rivolta Che è molto ricettivo, e poi spesso sono proposte anche particolari d'autore, sì, no? Sì, poi il fatto di concentrarci sull'opera prima, sulla scoperta, evidentemente ci porta a ragionare, a pensare, a immaginare un cinema del futuro che evidentemente è rivolto a un pubblico giovane, quindi per me vedere la Sala Perla ogni giorno affollata di ragazzi, di un pubblico sempre più giovane, attento, si fermano tutti ai Q&A, fanno domande, c'è una partecipazione che mi... Sì, non passiva, infatti anch'io Esatto. ho visto veramente molto attiva. Sì, è un Senti, ottimo segnale. ma senza fare preferenze perché non puoi, c'è qualcosa che ti hanno colpito tutti, ma qualcosa che consiglieresti ai lettori di Hot Corner? Dunque, comincerei da una cosa molto particolare, ovviamente sono, Tra l'altro come non si è detto, citando tutti poi e tutti sette. i corti, perché poi i corti abbiamo visto delle cose Esatto, bellissime. ma guarda, sui corti comincio da lì, la cosa che mi colpisce è che in questi ultimi anni i ragazzi che si approcciano al corto sono sempre più liberi. Proprio come Forma Mentis? Come Forma Mentis, come immaginario cinematografico, come proposta di regia. Rispetto ai primi anni, sai, dove comunque c'era l'idea di cinema un po' tradizionale, quadrata, Sì. questi adesso scappano da tutte le parti e mi ben sembra venga, un'idea molto finalmente, perché- internazionale, anche poco italiana, tra virgolette, e Che questo poi mi sembra un bel la ingrediente. cosa centrale è rendere il terreno fertile, no? Perché Esattamente. dopo si generano tante cose. Sì, poi quando arrivano al mercato già quello un pochino li- inevitabilmente li bastona. li obbliga a entrare in un canone, se non altro, però se non sperimentano adesso quando devono provare a fare vero, delle cose diverse. assolutamente. Quindi questo mi sembra un ottimo segnale, perché potrebbe portare verso comunque un po' un rinnovamento Sì, o una anche- voglia esatto. di Anche la raccontare in voglia modo spesso diverso. non basta. Esattamente. E quindi che esattamente. titolo però? Titolo tra i lunghi, guarda, il primo giorno abbiamo aperto il concorso con un documentario, l'unico quest'anno, americano, sulla campagna elettorale del 2020 alle elezioni presidenziali americane. Quella vinta da Biden, quindi. Poi. Quella vinta da Biden e che ha portato all'assalto a Capitol Certo, Hill. no, 6 gennaio con... Esattamente, quindi attualissimo in verità, e un documentario pazzesco, potentissimo, sul scia della tradizione del migliore documentario civile americano, e con una oggettività spiazzante, perché il regista chi è? Michael Primo, Quanti anni ha? non lo so, credo tra i Comunque 30 e i già- 40, giornalista anche, Ah, ok, e quindi- quindi ha veramente saputo entrare in questa comunità di suprematisti non solo bianchi, questo è un dato, Sì, già, è un interessante, dato. sembra una battuta, ma... No, infatti, e ha saputo stare con loro durante la pandemia, quindi insomma una situazione anche molto particolare, con una oggettività spiazzante, ed è un dato cinematografico ma storico molto interessante, perché è un po' come smascherare l'elefante dentro la stanza, insomma c'è una realtà che forse non tutti vogliono vedere, ma che farebbero bene ad affrontare invece. Beh perché sì, anche perché poi adesso arrivano le nuove elezioni presidenziali e quel signore lì è ancora lì e potrebbe anche vincere, visto che insomma i numeri e su il quelle... fenomeno, no, di queste persone normali che non sono mostri, ma che hanno delle motivazioni e che le portano a difesa della loro posizione, vanno ascoltati e conosciuti, perché altrimenti insomma, questo è un fenomeno, quello un po' populista, se vuoi, globale, ci interessa Totale, a l'abbiamo tutti. visto in Germania, insomma Esatto. ogni mese succede qualcosa di diverso. Esatto, quindi molto quello è interessante. un titolo che consiglierei. Poi ha avuto una risposta impressionante anche Peacock. Sì, come no, certo. un film austriaco di Bernhard Wenger, che è stato acquistato da iWonder. Quindi uscirà.
uscirà anche Anywhere Anytime, il nostro film italiano, girato a Torino, Milad Tangshir, uscirà per Fandango l'11 settembre, quindi adesso dopo. Sì, consigliatissimo, perché davvero quello che ha fatto Milad ha dell'incredibile. Ma quello di Michael I secondo te potrebbe uscire il documentario? Lo spero, sinceramente lo spero. Diciamo che è roba che scotta adesso. Insomma, esatto, e non è il solito documentario, quindi punterei anche sul fatto che... E poi tra l'altro il documentario ha aperto il suo pubblico in maniera... totale negli ultimi 10 anni, quindi insomma hai visto le cose. Esatto. Senti Beatrice, il bilancio comporta anche la domanda di rito. Questi festival ancora servono, quindi allora? A un certo punto ci eravamo detti, ma sai, dopo il Covid basta, ormai non si fa... No, direi che il senso di comunità che riscopriamo qui, il discorso che facevamo prima di un pubblico giovane, di un che cresce pubblico poi nuovo, questo senso di comunità. Questo è il dato che io mi porto a casa quest'anno come segnale incoraggiante, perché ovviamente ci rivolgiamo a loro, se loro rispondono andranno in sala anche il resto dell'anno. Poi portano anche in sala tanta gente. State già lavorando al 2025? Sì. Sì, anche per noi sarà... mai. Natale? Qualche giorno a Natale? Un pochino, però la cosa bella è che l'anno prossimo festeggiamo i 40 anni. Quindi stiamo pensando. Quindi bisogna già iniziare a pensarci subito. 40 anni di SIC e 10 anni di SIC at SIC, quindi celebrazione totale. Quindi celebrazione totale. Sì. Senti, per chiudere la sala, sei ottimista o pessimista? Visto che i numeri adesso sono scesi di nuovo, prima erano cresciuti. Siamo un po' in un momento in cui succedono tante di grande cose. incertezza. Abbiamo visto a Cortellese, ha fatto il boom, dopo c'è stato il down, adesso c'è stato un nuovo boom in sala Inside Out 2, poi adesso in estate. Vediamo, noi siamo qui e manteniamo la posizione. Assolutamente sì. Beatrice Fiorentino, grazie Beatrice, grazie mille.